Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. Oggi vi raccontiamo tutte le novità della settima giornata di campionato, che è stata davvero importante perché ha decretato la chiusura del girone d'andata in Serie A2 e in Serie B. E di conseguenza oggi scopriremo quali sono tutti i campioni d'inverno di questo 33esimo campionato. Invece per quanto riguarda la massima serie manca ancora una giornata a chiudere il girone d'andata. Ma questa settimana abbiamo visto uno scontro molto interessante tra le due prime della classe nel girone B, il Five Futsal e il Corvino Unedoara. Alla fine lo scontro è terminato con la vittoria dei primi, che ora si posizionano in solitaria al primo posto. Ma tutto questo noi come sempre ve lo racconteremo nel dettaglio subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. A1 Girone A. Il turno di riposo del Noi Team Elettrolaser questa settima giornata è stata l'occasione giusta per il New Tartan per allungare in vetta alla classifica. L'avversario di giornata non era tra i più temibili, ovvero il Team Bar Times, che se il campionato finisse in questo momento dovrebbe giocarsi la salvezza solo con i play-out. L'incontro, nonostante il pesante divario in classifica, alla fine è terminato sul punteggio di 3-2 a favore del New Tartan, che ha così allungato a 4 i punti di vantaggio sulla seconda. Al terzo posto è lentamente risalito il Futsal Veroma, che ha vinto 6-2 contro un'Ottica Love che, alla vigilia, sembrava essersi ripresa dal brutto inizio di stagione. Al centro sportivo Azzurra il migliore in campo è stato Albertini, che ha timbrato il cartellino per ben 4 volte, che hanno contribuito a portare il suo Veroma a 2 soli punti dal Noi Team. E dopo essersi riposato 7 giorni fa, il BVP è tornato con una nuova carica in campo e ha battuto con il punteggio tennistico di 6-1 Legas, lasciandolo in fondo alla graduatoria, ma soprattutto cogliendo il quarto risultato utile consecutivo. Il giocatore più prolifico della serata è stato Mascalzoni, che ha trovato la via della rete per 3 volte. Infine sono riusciti a tornare al successo i Red Devils, che hanno superato 3-1 gli Smigolè, rimanendo così nel centro della classifica, a debita distanza dalla zona retrocessione. Doppietta vincente in questo caso per Adami. A1 Girone B. Siamo quasi alle fasi finali del girone d'andata anche del secondo girone di A1 e a guidare il gruppo è il Five Futsal, che ha battuto 5-4 il Corvinul Unedoara nella sfida di cartello della giornata. Le due squadre infatti alla vigilia erano appaiate in classifica e questa sfida avrebbe deciso chi sarebbe diventata capolista in solitaria. Doppiette vincenti per Urgiles e Portilo.
Inutile, invece, quella di Macare, per un Corvinul che, oltre al primato, ha perso anche il secondo posto. Tra le due contendenti, infatti, si è inserito il Transilvania, che ha vinto 2-0 la propria gara contro i Liverpolli, chiudendo così con un successo la prima parte della stagione. Questa infatti è stata l'ultima gara del Transilvania, perché nel prossimo turno sarà di riposo. E poi ci sono stati cambiamenti anche nella parte centrale della classifica, perché il quarto posto ora è occupato dall'Unione, che in un colpo solo ha battuto la Piazzetta Store per 6-1 e l'ha pure superata in graduatoria. E le reti della vittoria sono state equamente spartite tra Palamariu, Abdelhadi e Said Kaki. E finalmente anche i Rangers Lugagnano sono riusciti a fare i primi punti della propria stagione. Il successo è arrivato per 3-1 contro un impalpabile Valaia, che proprio non riesce a trovare una continuità nella sua stagione. Ora all'ultimo posto è scesa la Cigepoli Sportiva Piedemonte, che in questa settimana è rimasta ferma a riposare, ma che è comunque rimasta l'unica squadra che quest'anno deve ancora vincere una gara. A2, Girone A. Se nella massima categoria manca ancora una giornata per terminare il girone d'andata, in Serie A2 e anche in Serie B siamo già arrivati al Giro di Boa. Nel primo raggruppamento a guardare tutti dall'alto è la Scaligera, che ha finalmente affrontato il suo vero antagonista della stagione, ovvero l'Atletico Dinamo, con cui alla vigilia condivideva il primato del gruppo A. E chi si aspettava una partita tirata, magari con pochi gol per la paura di andare sotto, è stato completamente deluso perché la Scaligera ha dato una vera prova di forza, vincendo il match per 8-2. Tra le reti segnate spicca Molon Falean, vecchia conoscenza del nostro campionato che è andato in rete per ben 3 volte. Alla luce di questo risultato, il Domicali Verona 91 spera di recuperare altro terreno dal secondo posto, che ora dista 3 soli punti, grazie anche al successo contro i Bad Boys per 5-1 con tripletta di Curti. Tempi bui per i Bad Boys, che dopo le 2 vittorie nelle prime 2 giornate non sono più riusciti a raccogliere i 3 punti. Chi invece dopo un pessimo inizio è riuscito a recuperare è la squadra degli Green Boots, che hanno raggiunto la 3ª vittoria consecutiva e il 4º risultato utile. Contro lo Sporting Ardan è filato tutto liscio come l'olio ed è arrivato un successo per 7-2. Ancora una volta il miglior realizzatore della gara è stato Dalbon, autore di una tripletta. E infine la Yolanda Urse e Lotto hanno pareggiato 5-5, un risultato che da un lato smuove 2 classifiche ancora troppo deficitarie, ma dall'altro serve a poco ad entrambe. Il miglior marcatore è stato Revello della Yolanda Urse, andato in rete per ben 3 volte. A2, Girone B. Proprio all'ultima giornata del girone d'andata, il secondo girone di Serie A2 ha avuto il primo cambio della guardia, con il Sandrà, complice la 3ª partita di fila senza vittorie, che ha dovuto abdicare per la C Mozzarella, che ha così coronato la propria rincorsa. Il successo decisivo per laurearsi campione d'inverno è arrivato contro il Buredoc nel più classico dei testa coda. Non è stato però facile come si credeva, perché il Buredoc ha venduto la pelle carissima, cedendo solo per 2-1. E al centro sportivo De Stefani è stata decisiva la doppietta di Hagi Pong. Ma non sarebbe successo nulla se il Sandrà non fosse stato battuto 5-3 dal GSV, con doppietta vincente di Giovinazzo. Ora la classifica si è fatta davvero interessante perché al secondo posto abbiamo ben 3 squadre, staccate di un solo punto dalla vetta. Oltre al Sandrà e al GSV troviamo infatti anche i Turtles Consultic che hanno battuto 8-3 un Caffè La Perugina che si sta ancora mangiando le mani perché se fosse riuscito a raggiungere la vittoria sarebbe salito addirittura al primo posto. Ora, invece, si è visto superare da ben 3 squadre ed è sceso fino al 5º posto. Triplette vincenti in questo caso per Armellini e Marogna.
Un buon successo anche per il Rizza, che ha vinto 7-4 il confronto con l'Atena, staccandola così in classifica e lasciandola al penultimo posto con un solo punto in più dal Buredoc. A nulla sono servite infatti le 4 reti di Varotti, unico dell'Atena ad andare a segno. A2 girone C. Dopo la prima battuta d'arresto della settimana scorsa, il quarto piano si è prontamente ripreso ed è tornato alla vittoria contro il Bucks Barney. Questo rotondo 3-0 fa tornare subito la fiducia alla squadra in maglia bianca che a inizio stagione non si sarebbe mai aspettata di diventare campione d'inverno. Ora però questo traguardo deve essere un punto intermedio, in un percorso che ha l'obiettivo di far diventare questa una stagione da incorniciare. Doppietta vincente di Accardo. Al secondo posto sono poi risaliti i Sammy Boys, che sono stati protagonisti di una gara davvero accesa contro l'FC Albania. Al Paianini Center il confronto è terminato sul punteggio di 3-2 con doppietta vincente di Brignoni. L'FC Albania è così scesa al terzo posto, in compagnia del Team Spirit che con il successo di 4-2 sul Taurus ha dato un taglio netto alla classifica, dividendo nettamente le prime 4 squadre che puntano alla promozione e le altre. Vincente la doppietta di Truche. Infine si sono scontrate il Futsal Lugagnano e il Palazzolo Futsal, in una gara tra le due uniche compagini che dovevano ancora realizzare il proprio punto della propria stagione. Il successo è andato al Lugagnano, che si è imposto per 4-1 con doppietta per Dalle Vedove. Auguriamo quindi al Palazzolo un girone di ritorno più fortunato di quello di andata, che non ha regalato nemmeno una gioia. B. Girone A. Questa è l'ultima giornata del girone d'andata anche per la Serie B e a essere nominato campione d'inverno è lo Svapo Monkeys, unica formazione ancora imbattuta del primo raggruppamento. I 3 punti questa settimana sono arrivati dopo il successo contro i Magellano 11, superati 5-1 al centro sportivo di San Floriano e con doppietta vincente di Accardi. Al secondo posto sono invece saliti i Five Azza Augusta, che hanno ottenuto un importantissimo successo contro le riserve per 4-2, superandole in classifica nella piazza d'onore. Vincente la doppietta di Zamboni, inutile invece quella di Cottini, che è stato l'unico tra le riserve a provare a rendere la vita difficile agli avversari, ma che alla fine non è riuscita a evitare ai suoi il terzo posto. E poi ai piedi del podio rimane il Beverly Hills, che però è stato battuto dal Galatasaray per 5-4. Era infatti di importanza vitale per il Galatasaray guadagnare punti contro una diretta concorrente per la promozione, e così è stato, perché ora la distanza è di un solo punto. Infine si sono affrontati l'Athletic Beer e la Carletto Sway, che certamente non ambiscono a giocare la prossima stagione in Serie A2. A portarsi a casa il successo è stato l'Athletic Beer, che ha dominato una gara vinta per 9-3. E i migliori realizzatori della serata sono stati Gedu e Fantasia, entrambi tesserati con l'Athletic. B. Girone B. Questa settima giornata è servita soprattutto ad allungare la classifica dell'ultimo girone del nostro campionato, con le prime 3 squadre che hanno tutte portato a casa il bottino pieno. Al terzo posto troviamo infatti il DC Bindeloni, che ha vinto per 2-1 lo scontro diretto con l'Athletic Miatanto. Con il grande vantaggio di avere ancora una gara da recuperare, il DC Bindeloni condivide per ora la terza posizione con la Pizzeria da Giuseppe, che in questa settimana ha avuto vita davvero dura con il Verona United, capolista per ora imbattuto. Il confronto è terminato sul punteggio di 9-3 e all'interno della polisportiva di Lugagnano i migliori marcatori sono stati Bonato e Paganotto, che hanno realizzato 2 doppiette vincenti. Distante 4 punti dalla vetta troviamo poi il Campari Dortmund, altra squadra che è riuscita a conservare l'imbattibilità in questo girone d'andata.
L'ultimo incontro è stato quello più semplice, contro l'Ens Scaligera, che invece deve ancora smuovere la propria classifica. Ne è uscita una gara a senso unico, con il Campari Dortmund che si è imposto per ben 15-2, migliorando così notevolmente la propria differenza reti. Tra i marcatori vanno ricordati Gaiga e Issara, che hanno trovato la via della rete per 4 volte ciascuno. Nell'ultimo incontro, infine, le giraffe blu sono riuscite a risalire la china contro lo Schalke Zero Fiato, battuto con il punteggio tennistico di 6-1 e con 4 reti di Saba. La settimana prossima sarà fondamentale vincere ancora per le giraffe blu, perché così facendo salirebbero in zona promozione. Alessio Angelo Sante, Pizzeria da Giuseppe. Vi siete scontrati contro una corazzata molto tosta e loro molto aggressivi, voi siete comunque riusciti a difendervi bene? Certo, all'inizio abbiamo retto un po' il campo, poi dopo quando vinci a prendere dei gol ti innervosisci e questo è il risultato. Comunque sapevamo già dall'inizio che era una squadra ben attrezzata, che era per questo prima in classifica e quindi siamo venuti qua già consapevoli che era una partita dura e difficile. C'è sicuramente qualcosa da smussare, diciamo che la fortuna non ha girato proprio dalla vostra. Che progetti avete per le prossime partite? Veramente quest'anno abbiamo cominciato bene il campionato e le prime 3 le abbiamo vinte, poi ne abbiamo pareggiate 2, quindi le ultime 2 le abbiamo perse, però non sta andando male. Certo, dobbiamo migliorare in qualcosa, perché sicuramente qualcosa dobbiamo migliorare, un po' sicuramente l'aspetto fisico, visto che abbiamo quasi il doppio dell'età di tutti i partecipanti, ma lì non possiamo farci niente, quindi speriamo almeno un po' della fortuna che ultimamente ci ha abbandonato. Sebastiano Merzari, Verona United. Venite da 2 belle partite e comunque anche questa è andata molto bene. Siete stati molto aggressivi dall'inizio alla fine con tanti bei gol. Sì, noi la nostra caratteristica è appunto essere aggressivi e cercare di fare sempre gioco, di dominare sul piano del gioco e ci stiamo riuscendo dalla prima partita fino ad oggi, insomma abbiamo fatto 6 vittorie e un pareggio e siamo ancora imbattuti. Siete molto veloci e rapidi nei passaggi, però qualche angolo da smussare c'è sempre. Sì, beh, gli errori fanno parte del gioco, ecco, noi tendenzialmente cerchiamo di commettere il meno possibile, però quel che conta è portare a casa i 3 punti a ogni partita. Durante la settimana cercheremo di migliorare sicuramente gli errori commessi le precedenti partite. Da capolista che prospetti avete per il futuro comunque? Ma l'obiettivo di quest'anno sicuramente è quello di salire di categoria e di andare in A2. Abbiamo fatto parecchi acquisti di un certo spessore e oggi è rientrato anche il nostro bomber Comparin Amedeo che appena entrato ha segnato subito anche lui. Giovanni Speri, Schalke Zero Fiato. Avete subito 2 gol iniziali che vi hanno smorzato subito l'entusiasmo e poi non siete più riusciti a recuperare. Vero, parzialmente vero, sicuramente c'è anche una parte di assenze che hanno pesato quest'anno più che gli altri anni, sia senza portiere, sia senza difensori, sia senza bomber. Questi siamo, come ci piace dire spesso. Sì, magra figura, penso che comunque prestazione c'è stata, almeno a livello di gioco, sicuramente le assenze hanno pesato, non certo colpa dei primi 2 gol, insomma. Allora possiamo dare la colpa anche a alcune azioni un po' imprecise che Sì. non vi hanno fatto trovare il fondo della rete? Sì, sicuramente sì, c'è stato una somma di fattori, diciamo, che hanno pesato a nostro sfavore, ecco. Sicuramente non una delle migliori partite, appunto ripeto, complici sicuramente le assenze. Tersinio Sava, Giraffe Blu. Siete una squadra molto rodata che comunque in questa partita ha dimostrato di essere molto precisa nei passaggi e questo vi ha comunque permesso di portare a casa la partita. Sì, esattamente. Il primo tempo abbiamo giocato molto bene, siamo riusciti a fare subito i 2-3 gol all'inizio che ci hanno messo la partita in un'andatura migliore per giocare anche meglio noi. Abbiamo dato il massimo stasera a differenza della scorsa partita, ma il passato lo lasciamo al passato, pensiamo al presente e questa sera grande prestazione mia e dei miei compagni. Per il futuro che programmi avete? Comunque vi vedo molto carichi.
Beh, oddio, per il futuro intanto dobbiamo cercare di andare avanti partita dopo partita. Non sappiamo cosa possa accadere in un futuro recente o molto lontano, ma noi le partite nostre ce le giochiamo sempre al massimo e pensiamo partita dopo partita, perché può essere che una partita la perdiamo, una la pareggiamo, una la vinciamo, però è importante che ci impegniamo sempre e diamo il massimo di noi stessi. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E questo è davvero tutto dalla settima giornata del 33esimo campionato provinciale MSP. Noi ci vediamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per sapere chi saranno tutti i campioni d'inverno di questo campionato.